Buongiorno, eccoci come vi avevamo annunciato martedì scorso, siamo qui a parlare di FVG in Movimento, 10.000 passi di salute. Oggi ne parliamo con il professor Stefano Lazzer, che è coordinatore della Facoltà di Scienze Motorie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie per essere qui per parlarci di questa iniziativa di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia, che si sta allargando a macchia di leopardo un po' su tutto il territorio nazionale. Praticamente qui in Friuli è stato creato un format che verrà copiato, verrà ripetuto anche altrove. Ma è molto importante che questo coinvolgimento della Facoltà di Scienze Motorie. E quindi in che modo voi sarete presenti? E poi parliamo un po' anche appunto di scienze motorie, della preparazione, di che cosa serve anche per aiutare in queste camminate. Certo, la ringrazio soprattutto Federsanità che ci ha coinvolto da quest'anno in questa bellissima iniziativa che si propone di portare a spasso per il Friuli un grande gruppo di persone motivate che vogliono muoversi e soprattutto conoscere il paese e stare insieme. Il coinvolgimento del professionista del movimento, quale è laureato in scienze motorie, fa molto piacere perché durante questo percorso queste persone potranno essere accompagnate da qualcuno formato per cercare di rendere la camminata piacevole, ma anche piacevole dal punto di vista fisico, nel senso di adattare la camminata e il movimento, in quel caso, alle capacità fisiche delle persone, cercando di ottimizzare le caratteristiche del percorso, adattando quindi l'intensità dell'esercizio, adattando gli esercizi proprio alle caratteristiche del percorso, ma anche alle capacità fisiche della persona. Noi dobbiamo ben capire che l'uomo non è fatto per star seduto, anzi l'uomo è stato fatto per correre, per muoversi, eccetera. Solo negli ultimi, diciamo, 100 anni abbiamo ridotto il nostro movimento in maniera importantissima e questo non ha portato degli effetti positivi. Guardiamo e sarà sempre peggio, perché se andiamo avanti di questo passo sarà sempre peggio. Tutti seduti davanti al computer, senza poter comunicare direttamente. Certamente, il lockdown è stato un momento in cui eravamo costretti a stare seduti, chiusi, eccetera, però è stato il momento in cui si è riscoperto la voglia di muoverci, di fare attività motoria e fare attività fisica. E da questa onda sono partiti tantissimi progetti dove le persone hanno riscoperto che il movimento fa bene alla salute. È chiaro, non è un miracolo, però consente alle persone di stare bene con se stessi, socializzare, condividere delle opinioni, delle esperienze con altre persone e quindi anche dal punto di vista psicologico un effetto estremamente positivo. E quindi prevenire le malattie che derivano dal benessere. Che derivano dal benessere che poi si collega alla sedentarietà e quindi ciò che fa male effettivamente è la sedentarietà, il fatto che noi stiamo fermi, mangiamo un po' di più, non lo bruciamo e poi nascono tutte quelle patologie croniche che ormai sono abbastanza diffuse, quale obesità, diabete, eccetera, eccetera, che conosciamo benissimo. Quante sono le persone che si preparano ogni anno al corso di scienze motorie? La ringrazio. Il corso di laurea in scienze motorie ogni anno abbiamo circa 300, oltre 300 domande che desiderano aderire, però abbiamo un corso a numero chiuso per, come tutte le lauree sanitarie, anche se scienze motorie non è una laurea sanitaria, però fa parte del corso del Dipartimento di Area Medica e quindi siamo all'interno di questa struttura. Abbiamo un numero più limitato quest'anno a 120 posti per le matricole, quindi abbiamo circa il doppio di domande che desiderano aderire a questo corso di laurea. Corso di laurea che sono fiero di rappresentare perché da diversi anni è tra i primi posti relativamente nella classifica Censis per la qualità della didattica, quindi siamo sempre tra il primo e il secondo posto confrontati con gli atenei italiani, quindi Udine si confronta con Verona, Padova, Roma, Torino, Milano e quindi siamo molto fieri di questo dato che vuol dire che in regione siamo in grado di formare dei professionisti del movimento preparati e in grado anche di supportare queste esperienze, che sono esperienze estremamente importanti perché far riscoprire alle persone la bellezza di fare una camminata che non costa niente, perché un paio di scarpe ed è sufficiente per fare una bella camminata, uscire in famiglia con gli amici, con i propri figli, con gli amici, con le amiche, eccetera, e fare una bella camminata, accompagnati da un professionista del movimento che nelle fasi specifiche della camminata anche suggerisce degli esercizi, suggerisce l'intensità dell'esercizio. Sappiamo che camminare è una delle attività più semplici ma che porta un disastro di benefici. Se noi lo confrontiamo alla biciclettata, ad esempio,
andare a camminare consumiamo a parità di intensità di esercizio, a parità di frequenza cardiaca, consumiamo un po' più di calorie. Addirittura rispetto alla biciclettata. Muoversi fa benissimo, sì, però certo. se dobbiamo ottimizzarla, cerchiamo di ottimizzare il nostro tempo. Sentiamo anche meno fatica quando noi camminiamo a parità di frequenza cardiaca rispetto alla biciclettata e consumiamo anche un pochino più di grassetto, che forse magari questa cosa interessa anche quelli che hanno qualche problemino, un pochino di sovrappeso, obesità. Quindi la camminata, però diciamo ci che vuole è una semplice. camminata un po' sostenuta per bruciare calorie, non la camminata così rilassata. O sì, o fa bene anche quella, perché insomma allora, la camminata rilassata... partiamo dal presupposto che muoversi fa bene. Sì. Seguiti anche da qualche professionista fa bene. Se poi vogliamo migliorare le nostre prestazioni, i nostri risultati, è chiaro che dobbiamo fare una camminata sostenuta che ci consente di parlare poco con quello vicino. Ecco, diciamo così, questa è l'intensità. Non sprecare fiato. Però il fatto di parlare con la persona vicino ci dà un'idea dell'intensità con la quale stiamo andando, e se riusciamo a parlare troppo con la persona accanto vuol dire che dobbiamo aumentare un po' il ritmo, diciamo, per ottimizzare l'effetto di quell'uscita. Ecco, quindi anche per la stessa facoltà di scienze motorie, no? È importante anche questa possibilità che viene data sul territorio, Assolutamente. questo coinvolgimento. Assolutamente, il coinvolgimento in questi progetti per noi è fondamentale, anche perché adesso l'obiettivo futuro è quello di fare dei corsi di formazione per i coordinatori di questi gruppi di cammino, quindi coinvolgeremo il laureato in scienze motorie che ha già una formazione di base, però non vogliamo escludere assolutamente nessuno, perché l'obiettivo è di dare delle informazioni, sono 2 ore nelle quali noi cerchiamo di dare delle informazioni alla persona che si prenderebbe nel proprio territorio l'idea, la volontà, magari appartenente ad un'associazione del territorio, l'idea di portare a spasso, coinvolgere delle persone del proprio paese a fare delle camminate, dando delle idee, delle linee guida per come fare, come creare il gruppo, come organizzare la camminata, come valutare il percorso, il grado di difficoltà, in modo tale da capire anche quando porta a spasso qualcuno se tutti sono in grado di fare quel giro, e quindi avere un attimo di idea della difficoltà del percorso. Il laureato in scienze motorie sì, ha già una formazione di base di 3 anni accademica, poi altri 2 se vuole fare il corso di laurea magistrale, e a Udine, se vuole, può anche fare il dottorato di ricerca, quindi una formazione post laurea, che è una cosa molto bella, e a Udine siamo fortunati ad avere anche dei bellissimi laboratori dove la gente può fare questo tipo di esperienza. Quindi questi corsi che faremo nel prossimo futuro a Gemona e in alcuni paesi della regione avranno proprio l'obiettivo di formare al meglio questi laureati, ma anche altri volontari che hanno l'interesse e la voglia di occuparsi un po' di benessere del prossimo. Ecco, mi tolgo una curiosità, i volontari che si sentono di apprendere per poter seguire poi a loro volta un gruppo, che caratteristiche devono avere? In sostanza, gli allievi, che caratteristiche devono avere? Posso fare l'allievo io? Ma certamente sì, con tutta la motivazione che ha, in trasmissione, certamente, con tutta la motivazione che ha nel portare avanti dei progetti, credo che portare a fare una camminata a un gruppo di persone sia per lei assolutamente semplice. Ecco. Forse parlo troppo. Oltre alla volontà serve anche un minimo di formazione, ovvero capire qual è l'impegno, ma non c'è niente di stratosferico, assolutamente. Vogliamo tranquillizzare tutti coloro i quali hanno interesse, voglia, motivazione di creare un gruppo, e ce n'è tanti in regione. L'idea anche di Federsanità è di cercare di unire un po' tutte queste forze in modo tale da poterle... I walking leader? O si sono chiama altri, un'altra walking cosa leader ancora? o coordinatore dei gruppi di cammino. So. Ecco, appunto. Ecco, così veda lei magari, come preferisce. Magari il coordinatore dei gruppi di cammino, walking leader, sì, e questo è il nome che si usa in giro per l'Italia e all'estero di questi gruppi. Certamente questi hanno un ruolo importante, perché soprattutto devono creare gruppo. Creare un gruppo di amici che vuole farsi una camminata. Ce n'è tanti in regione, come dicevo prima. Federsanità ha l'obiettivo di cercare di unire questi gruppi in modo tale che una persona, quando decide la sera di andare a fare una camminata, possa avere un sito, un riferimento dove sa che a Udine, a Gorizia, a Trieste, Pordenone e in giro per il Friuli
quella sera si ritrovano dei gruppi di persone con qualcuno che ha qualche idea per cercare di organizzare queste uscite e poi andare a farsi la camminata tutti assieme, in sicurezza, in gruppo. E queste cose sono anche importanti perché insomma si attraversano dei percorsi bellissimi in mezzo alla natura, in gruppo di amici in sicurezza, rende le persone, tutti uomini, donne e bambini, più tranquilli per poter affrontare questi percorsi, anche di notte o di giorno quando sono interessati. Se si è in gruppo di notte, certo, è meglio, no? È più facile, è più divertente e uno è più tranquillo e rilassato. Soprattutto se si va in campagna, insomma. Esattamente, sì. Perché i sentieri, questi sentieri, sì, hanno la cartellonistica, ma non è che siano illuminati, sono imposti un po'. No, ma se appunto abbiamo la persona del posto che conosce, magari conosce anche il baretto per fermarsi un attimo a fare una bevutina, diciamo che potrebbe allora essere... che serve? I benefici dove vanno a finirla poi? Se uno si ferma che a fare la bevutina. Diciamo che oltre all'attività fisica ci serve, in questo momento soprattutto bisogna riscoprire quell'effetto della socializzazione, certo, che è estremamente importante, che forse un po' abbiamo dimenticato, forse, sì, però nasce in queste persone la voglia di creare gruppo, sistema, ambiente, in modo tale che tutti si possa riprendere quel contatto con la persona. Internet e tutte queste piattaforme sono state fondamentali in questo periodo, sì, lo saranno ancora perché ormai ci siamo abituati, però il confronto con gli occhi, con le persone, con le facce delle persone è estremamente interessante e bello, immagino per tutti. Professor Lazzari, io non posso fare altro che ringraziarla, il tempo è volato, siamo già in chiusura di Grazie a lei, grazie di questa bella opportunità. Ecco, spero di averla ancora, nostro gradito ospite, perché con Federsanità, appunto, quando ci sono novità, Federsanità è sempre presente anche nel nostro programma. Grazie per essere stato con noi, quindi ricordiamo che il professor Stefano Lazzari è il coordinatore della Facoltà di Scienze Motorie. Grazie per averci seguito, noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.